Nemmeno contro la Polisportiva Sant'Alessio, fanalino di coda del girone B di promozione, l'Atletico Messina riesce a cancellare lo 0 nella casella delle vittorie casalinghe. La squadra dello Stretto, infatti, davanti ai propri tifosi deve cedere l'intera posta in palio anche all'ultima della classe, che da par suo può brindare invece alla prima vittoria del campionato. Sono comunque locali a provarci con Arena, il cui piazzato chiama Caspanello alla respinta, ma al primo vero affondo a passare è la Polisportiva Sant'Alessio su calcio di rigore concesso dal signor Cassia Succallico e con esse che dal dischetto spiazza Previti, spianando i suoi la strada verso la prima vittoria stagionale. L'Atletico non ci sta, ma prima una super parata di Caspanello nega a Guglielmo la gioia del pareggio e poi Di Natale da pochi passi non trova l'impatto sulla punizione di Briganti. Dall'altra parte il Sant'Alessio prova a chiudere la sfida ed è ancora esse a calciare a rete, trovando però l'ottima risposta in angolo di Previti. Insistono gli ospiti, ma il destro di Castiglio non centra lo specchio della porta. Bersaglio che nella ripresa non trova nemmeno Briganti, il cui piazzato si perde fuori per questioni di centimetri. Il Sant'Alessio non sta a guardare, rispondendo con il tiro da fuori di Castiglio. Previti risponde presente. Poi nel finale l'Atletico tenta l'assalto disperato, ma le conclusioni di La Corte prima e Guglielmo poi non sortiscono il pareggio sperato. Per l'Atletico è la terza sconfitta di fila, locali che rimangono al quartultimo posto con 12 punti, mentre il Sant'Alessio sale a quota 6 ma rimane ancora fanalino di coda.